L'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha rinnovato le regole sulla formazione, sostituendo quello del 2016 e introducendo alcune novità anche per gli RSPP e ASPP. Vediamo quindi insieme quali sono i percorsi formativi previsti oggi per diventare RSPP o ASPP. Prima di proseguire, per non perdere i prossimi contenuti, iscriviti al canale. Ricordiamo innanzitutto che per poter svolgere il ruolo di responsabile o addetto del servizio di prevenzione e protezione, come stabilito dall'articolo 32 del decreto legislativo 81 del 2008, è necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore. Ciò premesso, il percorso formativo previsto dall'Accordo 2025, in modo analogo a quanto previsto dal precedente Accordo del 2016, è organizzato in 3 moduli, ai quali possono aggiungersi dei moduli di specializzazione in base al settore ATECO dell'azienda in cui il RSPP o l'ASPP svolgerà la sua funzione. Si parte dal modulo A, che dura 28 ore, è un modulo introduttivo, obbligatorio per accedere ai successivi ed è l'unico che può essere seguito anche in modalità e-learning. Poi c'è il modulo B comune, della durata di 48 ore, che approfondisce i principali temi legati alla sicurezza sul lavoro e ai rischi presenti nei diversi contesti produttivi. Si chiama comune proprio perché vale per tutti i settori ATECO, ma attenzione, come anticipato, in alcuni casi il percorso deve essere integrato con uno dei moduli di specializzazione, detti BSP, che approfondiscono i rischi tipici di specifici settori. Ecco come sono suddivisi. BSP1, 16 ore, per agricoltura, silvicoltura e zootecnia. BSP2, 12 ore, per il settore pesca. BSP3, 16 ore, per costruzioni. BSP4, 12 ore, per sanità e assistenza sociale. BSP5, 16 ore, per attività manifatturiere. A questo punto, chi vuole diventare ASPP conclude qui il proprio percorso. Chi invece punta a diventare RSPP deve aggiungere anche il modulo C della durata di 24 ore, dedicato a temi come comunicazione, gestione e organizzazione della sicurezza. Cosa è cambiato con il nuovo Accordo Stato-Regioni del 2025? In realtà non parliamo di una rivoluzione, ma di un aggiornamento mirato, con alcune modifiche puntuali rispetto all'Accordo del 2016. Le variazioni principali riguardano il modulo B, che ha subito piccoli aggiustamenti nei contenuti e alcune precisazioni importanti sulle regole di aggiornamento per RSPP e ASPP. C'è però una novità interessante, lo spacchettamento dei moduli di specializzazione. In passato erano 4, oggi sono 5, a seguito dell'introduzione di un modulo specifico per il settore pesca. Inoltre, il settore estrazione di minerali da cave e miniere è stato escluso dal vecchio BSP2, che ora diventa BSP3 e rimane dedicato solo al comparto costruzioni. Sul fronte aggiornamento, l'Accordo 2025 stabilisce che gli RSPP devono frequentare almeno 40 ore di aggiornamento ogni 5 anni. Gli ASPP, invece, 20 ore sempre ogni 5 anni. Queste ore possono essere distribuite liberamente nell'arco dei 5 anni, a partire dalla conclusione del modulo B comune. Vediamo ora quando è possibile essere esonerati dalla frequenza dei moduli A e B del percorso formativo per RSPP e ASPP. In alcuni casi, infatti, il titolo di studio universitario può sostituire la formazione di base. Parliamo, ad esempio, delle lauree in ingegneria e architettura, oppure di lauree magistrali appartenenti a specifiche classi, come la LM4 o quelle comprese dalla LM20 alla LM25, e altre ancora. Per conoscere l'elenco completo delle classi di laurea che danno diritto all'esonero, è sufficiente consultare l'allegato primo dell'Accordo Stato-Regioni del 2025. Attenzione però! Anche chi usufruisce dell'esonero deve comunque frequentare il modulo C, se intende ricoprire il ruolo di RSPP. Esiste poi un caso di esonero totale, quindi dai moduli A, B e C, riservato a chi ha svolto attività tecnica sulla sicurezza come pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per almeno 5 anni. Iscriviti al canale YouTube di Vega Formazione o segui i nostri seminari gratuiti disponibili sul sito vegaformazione.it.